Ben ritrovati amici videospettatori, le telecamere della Wii Sport vi accompagneranno alla scoperta del campionato di giovanissimi regionali Girone C, giunto alla 28esima giornata. Quest'oggi Città di Messina di Mister Fiumara affronta i ragazzi del Junior Club Curcuraci, teatro di questa sfida il campo dell'Aranciarella di Curcuraci appunto. Squadre che si apprestano all'ingresso in campo: Città di Messina in classica divisa giallo-rossa, Curcuraci in divisa giallo-blu. Città di Messina che ha osservato 2 turni di riposo, Junior Curcuraci invece rinvigorito dalla vittoria esterna per 1-3 sul campo del Garda Sport del Sintetico di Mili. Qui si stringono a cerchio le due squadre per caricarsi prima del fischio iniziale. Tutto sembra pronto, si può cominciare. Curcuraci che attaccherà da sinistra verso destra i vostri teleschermi, Città di Messina da destra verso sinistra. Subito Curcuraci pericolosi in avanti con queste rimesse laterali che finisce sulla testa di Signorino, che manda alto sulla porta dell'estremo difensore Fabrizio Merlino. Cerca di rispondere il Città di Messina con questa palla e finisce sui piedi di Majorana, rimpallato, ci arriva Andò, forse no, si accontenta del corner il giovane attaccante del Città di Messina. Corner dall'altro lato per il Curcuraci, arriva sulla sfera, buonasera, ma Merlino ci mette i piedi e poi Doria calcia al lato. Curcuraci però pericoloso in questa prima frazione di gioco. Break offensivo qui di Bardetta. Bardetta mette in mezzo per Oteri, ma allontana saggiamente Lopresti, difensore del Città di Messina. Ora calcio di punizione nella posizione defilata per il Città di Messina, se ne incaricherà Majorana, il suo spiovente. La palla finisce in mezzo, forse atterrato Lopresti, non ravvisato dall'arbitro, e allora Di Marzo può far sua la sfera. Qui vediamo, forse non c'erano gli estremi per il calcio di rigore, allora si può ripartire. Curcuraci ancora in avanti, velocissimo sulla fascia Signorino, che mette questo pallone in mezzo, ma ancora Lopresti attento e manda in fallo laterale. Sembra averne di più in questo inizio di partita il Curcuraci. Qui ancora lo spiovente in mezzo, la palla finisce fuori, rimpallato 2 volte e poi allontana la difesa dei giallorossi. Sconsolato Mister Fiumara, vuole dare una svegliata ai suoi. Vediamo se ci riusciranno qua con questo calcio di punizione affidato ancora una volta a Majorana. Il suo destro a giro, parata di Marzo che si aiuta con la traversa e poi Gualberti in area controlla con la mano, fallo in attacco. Riapprezziamo la bellissima punizione di Majorana e anche la gran parata di Marzo che con l'aiuto della traversa salva i suoi dal gol. Ancora la Città di Messina che qui vuol lanciare Andò, nello spazio Andò prova a calciare col destro ma viene rimpallato e mandato in corner. Va a nozze con questi spazi aperti Chicco Andò. Qui ancora il Curcuraci in avanti con questa bella transizione positiva. La palla che però non riesce a essere messa in mezzo, allora può terminare così la prima frazione di gioco. Squadra a riposo, risultato di 0-0. E con l'ausilio della nostra regia curata da Andrea il Pocio Stagni, intanto passiamo alla seconda frazione di gioco. Squadre che rientrano in campo, vediamo se saprà scuotere i suoi Mister Fiumara in questo secondo tempo. Ancora Città di Messina in avanti, la palla in mezzo e di Napoli, Di Marzo a vuoto, la palla resta lì, può arrivarci Lombardo ma allontana la difesa del Curcuraci. Calcio d'angolo per i giallorossi. Qui intanto all'altro lato rimessa laterale, lo spiovente in area, ci arriva Bardetta ma Merlino fa sua la sfera. Sempre attento il giovane capitato del Città di Messina che qui va in avanti con Andò, ci prova con la testa, la palla finisce sui suoi piedi ma poi allontana ancora una volta la difesa del Curcuraci, poi finisce sui piedi di Napoli che ci prova con un tiro alla Dani Alves che si spegne alto sulla porta difesa da Di Marzo. Qui colpito duro Andò, resta a terra. Intanto dall'altro lato la palla per Oteri, Oteri ci prova col destro ma il suo destro finisce abbondantemente al lato della porta difesa da Merlino. Ora cambio nelle fila del Curcuraci e del Città di Messina, entrano Ferio e dall'altro lato Roberti. Qui Majorana ci prova dalla distanza ma è troppo semplice, fa sua la sfera per Di Marzo. Scusate, c'era Villari con il numero 5 a cercare il jolly. Qui però grande azione di Scimone che con un sombrero salta Gualberti
Alberti e poi fa partire un destro inesorabile con il numero 10 Scimone, si esce dal cilindro il jolly che può valere 3 punti per i suoi. Eurogol di Scimone all'aranciarella, bellissimo gesto tecnico del giovane numero 10 del Junior Club Curcuraci. Riapprezziamo il sombrero di sinistro a Gualberti, si porta avanti la palla e poi inesorabilmente col destro trafigge Merlino, incrocia il pallone perfettamente. Curcuraci avanti, qui anche Conferio che ha l'occasione del 2-0, scavalca Merlino ma il suo destro si spegne al lato. Ora Città di Messina tramortito che dovrà trovare le energie mentali per ribaltare questo risultato con questo pallone in mezzo. Di Marzo però in presa alta fa sua la sfera. Calcio di punizione del Curcuraci affidato al capitano Piccione che mette questo pallone in area, ma Merlino, attento, fa sua la sfera. Non si fa sorprendere, ci prova su calcio piazzato il Città di Messina con il suo specialista Nicola Majorana che mette giù la sfera dai 25 metri. Majorana, ma il suo destro è flebile, è facile preda di Di Marzo. Allora sconsolata la panchina del Città di Messina che cerca di porre rimedio. Esce Catalano, entra Carmelo Roberti. Qui per ancora un'occasione per il Curcuraci, la palla resta lì, ci prova ancora Scimone, questa volta col sinistro, ma Merlino in presa bassa fa sua la sfera. Entra anche Nicolosi per Bardetta nelle fila del Junior Club Curcuraci. Tanto si torna in campo, ancora un calcio di punizione dal limite per il Città di Messina, ancora sul pallone lo specialista Nicola Majorana. Majorana ci prova, ancora una volta è troppo lento il suo pallone. Majorana reduce da una tripletta nell'ultima uscita del Città di Messina sul campo della Ionica. Quest'oggi non ha saputo lasciare il segno come al solito. Allora ci prova il Città di Messina in questi ultimi istanti, ma termina così la partita. Il Curcuraci porta a casa i 3 punti e sale a quota 38 in classifica. Città di Messina costretto allo stop e festa grande all'aranciarella per i giallo-blu del presidente Viscuso. Città di Messina sconsolato, anche il terreno di gioco non ha aiutato questi ragazzi a sviluppare il loro gioco palla a terra, ma quello che conta è il pallone nella rete e quest'oggi l'hanno fatto gli avversari. Da Claudio Costanzo per la Wisport è tutto, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.